che il Signore ha detto a Salomone, è detto a Davide, lui sta dicendo oggi a noi: non temere, perché io sono con te. Tu credi che il Signore è con te? Tu credi che è Lui che ti aiuta? Tu credi che è Lui che ha la potenza? Allora, perché? Perché la paura? Perché la paura di affrontare le difficoltà, affrontare i problemi? Perché è facile servire il Signore quando tutto va bene, è facile. Però quando arriva la difficoltà, quando arriva i problemi, la provazione, la tribolazione, è in questo momento che il Signore dice: non temas, perché io sono con te. Io ho passato tante paure, passo ancora e sono sicura che ancora passerò. Però io ho capito una cosa: il Signore è con me. Io non sono da sola, perché è Lui che mi dà la forza, è Lui che mi dà la saggezza, è Lui che mi dà la fede, è Lui. Io ho una buona notizia per te: Lui è anche con te. Lui è presente nella tua vita, nella tua casa. E tante volte tu non vedi questo. Tante volte è più facile piangere, mollare, tornare indietro che chiedere aiuto al Signore. Ma io ti dico una cosa: non mollare, perché il Signore è con te. Amen. Apriamo la nostra Bibbia in Giosuè. Uno, 9. Amém? Non te li ho io mandato, sia forte e coraggioso, non ti spaventare e non ti sgomentare, perché io, il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai. La stessa cosa. Il Signore ha detto la stessa cosa a Giosuè, fatto la stessa promessa: io sarò con te. Perché? Perché il Signore lascia questa promessa a noi? Perché sicuramente davanti a un problema, a una circostanza difficile, noi avremo paura. E Lui lascia scritto qui per dare la sicurezza. E noi dobbiamo avere la certezza che Lui è con noi, che così le cose si tornano più facili. Perché Giosuè, immaginate, il Signore ha detto a lui: guarda Giosuè, che mio servo Mosè è morto e tu sarai il suo successore. Immaginate che compromesso. Giosuè poteva dire così: no Signore, è troppo per me. Immagina il popolo di Israele così ribelli, non rispettavano neanche Mosè. Immaginate io cosa faranno con me. Poteva inventare tante scuse, ma no, lui ha deciso fidarsi della promessa del Signore, fidarsi da quello che il Signore ha detto: Giosuè, della stessa forma che sono stato con Mosè, sarò con te. Il Signore dice oggi: dalla stessa forma che io sono stato con Mosè, io sono con te. Non temere, non avete paura, perché con il Signore tutto si torna più facile. Quando ho un problema, una difficoltà da attraversare, sempre ascolto la voce del Signore e Lui dice la stessa cosa che ha detto a voi: non temere, perché io sono con te. E è questo che mi porta avanti, è questo che non mi lascia mollare, è questo che anche nelle difficoltà io sono contenta, anche nelle difficoltà io sono sempre felice, perché io lo so che il Signore è con me, io lo so di dove verrà la mia vittoria, la soluzione dei miei problemi. E è questo che noi dobbiamo avere, la
certezza che il Signore è con te. Tu stai servindo il Signore? Stai obbedendo alla parola del Signore? Allora tu non devi temere, perché anche se tu stai attraversando um momento difficile, il Signore farà. Hoje, quando estávamos vindo de casa, estava parlando com o Fábio e lui ha cominciato a parlare qualcosa e lui ha detto che stava lavorando. Eu disse, hai cominciato a lavorare? E lui, sì, ho cominciato a lavorare. E lui mi ha detto così, quando il Signore fa tutto di una volta sola. E io ho detto a lui, prima il Signore prova, dopo dà la benedizione. E è così che lui fa. È provato tanto, tantissimo a Fábio, ma lui non è mollato. Sicuramente lui ascoltava il Signore dicendo, non temas, perché io sono con te. E l'Adriana ha detto, quest'anno è l'anno della promessa. Stanno arrivando tutte le promesse che il Signore hanno fatto a loro. Ma sai perché? Perché loro non hanno mollato. Perché loro, anche nelle difficoltà, anche senza lavoro, Fábio era tudo sabato a lodare il nostro Dio, perché sapeva di dove veniva. E allora lui è preso il documento, è arrivato il lavoro e sicuramente quest'anno loro porteranno i figli. E è così, è questo che il Signore ha preparato per noi. Però tante volte noi vogliamo per ieri. Ah, Signore, ma aspetto da tanto tempo, non arriva. Io voglio oggi. No. Non è nel tuo tempo, è nel tempo del Signore. Aspetta nel Signore che arriverà. Amen? Apriamo le nostre Bibbie in Giudici 6. Di 14 a 16. 6. Allora il Signore si rivolse a lui e gli disse, va con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. Non sono io che ti mando? Ele rispose, ah Signore mio, con che salverò Israele? Ecco, la mia famiglia è la più povera di Manassè. Io sono il più piccolo nella casa del mio padre. Il Signore gli disse, io sarò con te, e tu sconfiggerai i Madianiti come se fossero un uomo solo. Amen. Anche lui ha avuto tante, ma tante paure. Sai perché? Gideone si vedeva così piccolo, così incapace. Ah no, io liberare Israele non è troppo per me. Magari tu pensi così, io aprire la mia cellula, no, è ancora presto. Io essere un leader soprannaturale, no, questo non serve per me. Una pastora, un pastore, un predicatore, no, io non mi vedo così. Anche Gideone ha avuto tanta paura. Ma il Signore disse, va nella tua forza. Qual era la forza di Gideone? Era il Signore. Anche se lui ha dubitato tanto del Signore, ma è obbedito. È fatto la volontà del Signore. Perché lui veramente non è che non si fidava del Signore, non si fidava da lui. Ma io sono così piccolo, il Signore mi dà la certezza che veramente sono io che devo